Era partito da Casale di Scodose e diretto in Brasile ai primi del Novecento Ermenegildo Borghesan, bisnonno di Bruno Borghesan da Silva. 33 anni, Bruno ha coronato il suo sogno d'amore con la fidanzata Milena nel comune italiano da dove Lavo era andato con la valigia di cartone in cerca di fortuna. A celebrare con grande emozione il matrimonio civile è stato il sindaco Marcello Marchioro. Italo-brasiliano Bruno, italo-brasiliana anche Milena, i cui avi sono originari dell'Emilia. In Italia, per ottenere la doppia cittadinanza con il loro figlioletto Mattias, Bruno Borghesan, che in Brasile è proprietario di un noto ristorante nello stato del Paraná, con il primo cittadino è andato alla ricerca della casa di via Sabionara 6, da cui era partito il bisnonno Ermenegildo, e infatti della presenza della famiglia resta il toponimo nel nome di una via di Casale di Scodosia, via Stentarole Borghesani. La coppia potrebbe acquistare il vecchio casolare che ancora resta in questa zona e forse tornare a vivere in Italia.